Sono andato alla stazione, c'erano due che si menavano e si menavano a vicenda, ma che bella faccenda! Sono andato alla stazione, c'erano due che si menavano e si menavano a vicenda, ma che bella faccenda! Sono andato alla stazione, c'erano due che si menavano e si menavano a vicenda. Che bella faccenda. Signore, per favore, stazione, la smetta di cantare. C'erano due che si Venga qui e risponda alle nostre domande. si menavano a vicenda. La nostra pazienza ha un limite. Sono andato alla stazione, si menavano a vicenda. Ha mai avuto contatti con gruppi estremisti? La faccenda, si ammazzavano a vicenda. Bravissimo! Cantiamo questa canzone per 3 giorni interi. E così le guardie alla fine saranno tutte qua, no? Tutte con strass. Tutto. O troppo violento? Forse dovremmo trovare un altro modo di sbarazzarci delle guardie. Potremmo fare, guarda, potremmo organizzare la rivisitazione di tutta la storia, di tutta la mitologia. Ti va? Facciamo un colossal che duri 5 giorni, anzi no, 10 giorni. Lo organizziamo qui, no? Nella mia stanzetta, Qui mettiamo tutto a posto, capisci? Poi invitiamo le guardie e gli raccontiamo tutto. Poi iniziamo dall'inizio, capisci? Dalla madre terra, da Titanus, da Crono, dalle polemiche, sai, tutti all'interno degli dei, capisci? Proprio dall'inizio. E gli raccontiamo tutto, tra un pasto e l'altro, a tavola, prima di dormire. E poi potremmo immaginare, guarda, tutta una fila di brandine per così, e poi tutta una fila di brandine per così. E così ad ogni guardia diamo una brandina, capito? E mentre le guardie stanno dormendo, ognuna nella propria brandina, una notte potremmo immaginare il risveglio della città di Troia. E mentre c'è silenzio assoluto e tutte le guardie stanno dormendo di un sonno profondo, quando non si sente più nessun rumore, a un certo punto spavole bomba una sirena! Li sveglieremo urlando: Elena, apriamo! Gli achei hanno invaso la città! Ci si difenderà con delle spade! Tu vai a prendere la tua spada! Sei pronto? Ehi, guardia! Tu chi sei? Un troiano o un acheo? Acheo. Io sono un troiano! Combatti! Stu! Attento alle spalle! Ci sei cascato! Combatteremo contro tutti! Combatteremo una guerra lunghissima! Ehi, guardia! Tu chi sei? Un troiano o un acheo? Troiano. Io un acheo! Combatti, traditore! Combatti! Attento alle spalle! Non ci sei cascato? Bravissimo! Combatteremo contro tutti, una guerra mai vista! E poi potremo raccontare il rientro di Ulisse, la morte di Achille. E un giorno potremo anche immaginare il rientro degli Argonauti. Amico mio! Lo vedi anche tu quello che vedo io? Sì. Cosa vedi? Cosa vedi? Gli Argonauti? Cosa vedi? No, ma che sedia! Una zattera! Vieni, amico mio, saliamo sulla zattera! Vai! Saliamo sulla zattera! Aspetta! Qua. Vieni, amico mio, siediti! Dovremmo stare belli stretti perché qua ci facciamo stare tutte le guardie
mettiamo tutte le guardie sulla zattera, capisci? E li facciamo stare 3 giorni senza mangiare, anche senza bere. Mare, mare, il sole che cade a picco, l'eritema, le labbra riarse, gli occhi appannati. Acqua, e poi a un certo punto apriamo tutti i rubinetti della casa, tutta l'acqua che scroscia, scroscia, scroscia. Oddio, il pavimento si sta allagando, c'è acqua dappertutto, sta incominciando a salire, a salire, a salire, mi arriva le ginocchia. Aiuto, dovremo trovare un rifugio, altrimenti annegheremo. Amico mio, vedi anche tu quello che vedo io? Cosa vedi? E c'è il diluvio, cosa vedi? La zattera. Ah! Il diluvio, chi c'è? L'arca! Vieni amico mio, saliamo sull'arca! Aspetta, alle guardie facciamo fare la parte degli animali, così li facciamo salire a 2 a 2. Hai capito? Avanti, tori! Ale, toro! Ale! Ah, non vuol venire quel toro lì! Ah, guarda che non vuol venire! Vieni qua subito, sai? Vieni qua! Toro, ale! Prendilo anche tu! No, aspetta, un pochino più vicino. Ecco, così, sì. Vai, fallo salire sull'arca! Vai sull'arca! Avanti, maiali! Ale, maiale! Ale! Vai sull'arca, vai! Vai sull'arca! Avanti le galline! Lo teniamo per dopo, per i momenti difficili, perché non è un pulcino, un uovo. Tu sei Teo Calione